In Sicilia ci si sta concentrando sul centro di ascolto regionale per offrire anche figure qualificate. Il centro di ascolto regionale si può fare riferimento direttamente, ci sono le indicazioni sul sito della CESI, oppure si può fare riferimento attraverso il trade union dei centri diocesani. In Sicilia, la Chiesa di Sicilia, abbiamo la presenza della sede dell'Associazione Meter con Don Fortunato Di Noto, che certamente può condividere un bagaglio esperienziale lungo, attento, e che fa parte del centro di ascolto regionale. Non solo centri di ascolto dove presentare segnalazioni comunque, ma anche luoghi e quindi fratelli, sorelle a disposizione per facilitare la cura delle persone. È importante una formazione capillare sparsa sul territorio, no? Come dire quasi un sistema venoso, che faciliti e dia confidenza alla gente di parlare qualora ci fosse un problema. Ci vuole un recupero di fiducia. Superare il concetto di tabù, perché finora non se ne parlava un po' per pudore, un po' per paura, un po' per tante cose insieme. Quindi sapere che se ne può parlare e che insieme in qualche modo la questione può essere affrontata. Tabù, paura, vergogna, ma anche delusioni. E questo dobbiamo dircelo. Anche delusioni. Delusioni dal non essere stati ascoltati, non essere stati presi sul serio, essere stati dimenticati. E su questo Papa Francesco, come dire, molto semplicemente è stato bravo. È stato bravo nel presentarsi lui a dire perdoniamoci. Però, ripeto, è un cammino, bisogna ricostruire un tessuto di fiducia, dove la persona che ha vissuto un problema, ha vissuto un abuso, possa sentirsi accolta e parlare liberamente, senza quel sottile timore di essere giudicati. Il dolore, lo sconforto, la sensazione di tradimento, la prova non solo chi è vittima, che ovviamente ha un bagaglio, diciamo, di dolore maggiore, ma è la Chiesa tutta che soffre, ne soffriamo noi laici, ne soffrite voi che fate parte del clero. Per chi ha una consapevolezza ecclesiale adulta, matura, questo rientra in quel pensiero che in un corpo, quando un membro soffre, tutto il corpo soffre. Questo richiede una maturità ecclesiale. Eccellenza, lei ha parlato di cammino, noi siamo all'interno del cammino quaresimale. È proprio in questo tempo così speciale per la Chiesa che il Papa ha deciso di tornare sul motu proprio. Possiamo sperare anche noi in un cammino che somigli a quello del Triduo Pasquale, che la sofferenza che la Chiesa sta affrontando in questo momento, con offerta, con sacrificio, con responsabilità, con desiderio di agire e di cambiare, possa portarci ad una Pasqua, ad una situazione mutata che trasformi il dolore in occasione di rinascita anche nei confronti della Chiesa, della sofferenza sua e di quella di cui si fa carico degli altri. La quinta domenica di Quaresima di questo anno ci offre
l'immagine di Lazzaro. È una pagina molto ricca quella di Giovanni, molto ricca. E c'è uno dei fili, sono l'atteggiamento di Gesù. Gesù condivide le lacrime con Marta e con Maria, vive il dolore. Dentro questo dolore fa rotolare, toglie la pietra che chiude Lazzaro, che già manda cattivo odore, viene annotato nella pagina, e lo dice la sorella. C'è questo percorso, la condivisione delle lacrime, la condivisione del dolore, il ritorno alla vita, e il rimando alla vita piena, alla vita eterna, che Lazzaro morirà di nuovo poi. E tutto questo è legato dall'amore. Un amore intriso di sentimenti, no? Il piangere insieme nel dolore. No? Bisogna piangere insieme nel dolore. È inutile fare supereroi che non piangono mai. Diffidare da quelli che non piangono mai. Diffidare. È segno di grande umanità. E però da quello il richiamare alla vita. Io penso che questo cammino che si è intrapreso sia un richiamo, un appello alla vita piena.